Pedraltura superbas e constantes. Y vos imperias muda vos callades. Proitenes a mí en una desquiebus os vuestros habitantes. Funomines pro nobis curiosos ignorantes. Qui es qui vos ha posto sovrapare, cando commente provite bosanan. Fatu bodum babetto, testimoni assicurare la genesi nostra e sposa arcana. Allora, buongiorno a tutti. Per me è sempre più che un piacere essere ospite di Seneca ed essere ospite del Capodanno. Quindi ringrazio il paese e gli organizzatori per avermi invitato anche per questa edizione. È sempre un'emozione sentire le voci del suo contratto. Però vi dico un'emozione particolare oggi, perché poi risentendo il canto il pensiero è anche andato a una grande voce che ci ha lasciato a luglio, che è Borichet Dutroux, che credo che di questo canto sia stata uno degli alfieri che l'ha portato in giro non solo nella sua comunità ma in giro anche per il mondo. Quindi penso che il primo pensiero sia doveroso rivolgerlo a Borichet. Ne parleremo ovviamente con Antonio Maria anche durante la mattinata. E parlare di canto a contratto per una che non è di Seneca, a Seneca è un po' complicato, perché insomma non devo spiegare niente. Io quello che so del canto a contratto l'ho imparato da voi. Magari posso aggiungere delle riflessioni esterne, di impressioni di quello che vedo anche il rapporto con il cantare che c'è a Seneca rispetto ad altre aree della Sardegna. Parto dalla particolarità di questa comunità. Seneca appunto, che è il paese di transizione o di confine che è tra la parte centro-sud e centro-nord della Sardegna, alla fine diventa proprio quella zona dove si fondono le due tradizioni, no? Questa è una zona di lingua dove fortemente si trovano le caratteristiche campidanesi e le caratteristiche logudoresi in contemporanea, no? Addirittura veramente sarebbe bello fare una grande analisi sulla lingua seneca, perché noi troviamo nella stessa comunità uscite in campidanese e uscite in logudorese. Questo capita in tutta la cultura di Seneca e anche nella cultura musicale, perché noi troviamo nella cultura musicale una tradizione, anche se non è più praticata come nell'Aunetas o come sul Paiolo e Tumbarino, e troviamo che fa parte della cultura del centro-sud della Sardegna, e in contemporanea troviamo il canto a quattro voci maschili che lo ritroviamo nella parte centro-nord della Sardegna e lo troviamo assieme. E se poi guardiamo il ballo, anche nel ballo noi troviamo le due componenti della danza assieme. Quindi in questo contratto è ricco di una doppia cultura e si respira tutto nel cantare di Seneca.
Cosa ha sempre colpito a me del canto a Seneghe? Uno, quante persone cantano a Seneghe oggi, e in questi insomma 25-30 anni che un po' frequento Seneghe è sempre stato così. C'è stata una grande persone che hanno la competenza, uno, di valutare e di giudicare il canto e i cantori, che sembra una banalità ma purtroppo non è così in tanti posti. Cioè avere la capacità di valutare e criticare insomma i cantori e il canto vuol dire che la comunità ha chiari quali sono i parametri del fare un buon canto, e la quantità di persone che praticano il canto, perché se una cosa non manca sono le voci a Seneghe, ci sono veramente tante. Poi ovviamente c'è chi ha qualità più alte, ma questo è normale, più basse, ma sono tante le persone che sanno fare le quattro voci. E soprattutto la cosa che a me ha sempre affascinato di Seneghe, che ha colpito, che ancora su contratto canta per la comunità. E non solo nelle situazioni religiose, noi lo troviamo anche in altri contesti, ma nella situazione di festa e di far ballare la comunità, un contratto che fa ballare una comunità è raro nei paesi, se non è per occasioni folcloristiche. Mentre nella comunità seneghese le quattro voci del suo contratto animano ancora i balli, il ballo de varza del carnevale, ed è normale che si fanno dei balli, un ballo elegante venga fatto. Quindi questa è una delle cose che più forti. Ovviamente una grande pratica di canto vuol dire anche una grande conoscenza di poesia, perché si cantano versi, e quindi questo vuol dire che non per niente il Capodanno dei Poetas si fa a Seneghe, che c'è una grande capacità nell'uso del verso e nel fare versi, perché ci vuole la mente che lo compone, ma ci vuole poi anche chi lo sa utilizzare quel verso per renderlo fruibile al resto della comunità. Quindi queste sono le cose che a me affascinano e hanno sempre colpito del canto a Seneghe, del canto a contratto. Quindi un canto a quattro voci composto, lo dico se magari c'è qualcuno che non è di Seneghe e non conosce le cose, ma le quattro voci vanno dalla più acuta a mesaoghe alla grave, quindi mesaoghe, su mesadoe, sagontra e su basso. Queste quattro voci insomma fondendosi creano questa bellezza. Quindi sono quattro voci che hanno ruoli differenti, no? E quindi queste quattro componenti fondendosi, quando hanno la capacità di amalgamarsi, creano poi la bellezza del canto a contratto. Il canto a contratto può essere, siccome noi sappiamo che il canto a quattro voci è abbastanza diffuso nel centro nostra Sardegna, però con tecniche e impostazioni anche differenti. Il canto a contratto è, diciamo, in quella famiglia che abbraccia l'area del Montiferru, l'area del Quilcer, e più o meno abbiamo finito come area, cioè quella che dalle mie parti, essendo io bielorese, si chiama concerto, che ha un'impostazione simile nell'emissione delle voci e anche nelle tipologie del canto, perché anche da noi c'è sottavadrista, anche da noi c'è studiantina, quindi ci sono un repertorio, anche se viene cantato, si vedono le differenze tra la cantata, che sono di Grazia e di Seneghe, delle impostazioni, però un'impostazione delle voci simile, diversa da quella che poi sul canto a tenore dell'area più barbaricina, con emissioni più culturali, e dove ad esempio San Mesaoghe ha un ruolo molto diverso, perché San Mesaoghe di Seneghe, anche nei sistemi delle suballeganti, così negli altri sono studiantina, canta gli stessi versi che poi canta sull'Esadoe. Però detto questo, adesso entriamo più nella storia, perché se è un paese dove si canta tanto, si usa il canto all'interno della comunità, questo canto ovviamente oggi incuriosisce e è diventata una tecnica conosciuta non solo in Sardegna, fuori, cioè su Balle Ganti in particolare, che diciamo del repertorio è quello più noto fuori di Seneghe, non solo negli appassionati di canto a quattro voci,
ma in generale fuori è conosciuto. È conosciuto perché poi in questi ultimi 50 anni il canto è uscito anche fuori dalla propria comunità, è diventato anche un patrimonio più largo, prima della Sardegna e poi di un patrimonio che viene messo a confronto. E qui poi sta anche l'intelligenza di come gestirlo questo patrimonio. Poi magari vedremo con Antonio Maria cosa vuol dire gestire un patrimonio come quello che ha a Seneghe. E indubbiamente il canto al contratto fa parte delle caratteristiche identitarie di questa comunità e di appartenenza, fermo restando, perché ci tengo questo a precisarlo, siccome la parola identità è una parola abbastanza complessa e viene usata in maniera diversa, con diversi significati, intendendo come identità non qualcosa di fermo e di statico, ma come qualcosa di dinamico e di continua trasformazione. Cioè il cantare a contratto di oggi è sicuramente una forma differente, non per incompetenza, ma perché la società è diversa, da quella di 50, 60, 80, 90, 100 anni fa. No? I repertori per forza si sviluppano, e anche le emissioni vocali cambiano, perché il nostro modo di parlare oggi non è lo stesso di quello di 100 anni fa. Uno, perché mentre 100 anni fa l'unica lingua era la lingua sarda, con qualche presenza di italiano per alcuni, oggi il fatto di usare in contemporanea due lingue, il sardo e l'italiano, anche questo provoca delle trasformazioni nel modo di cantare e delle emissioni. Quindi, e di conseguenza cambia anche il modo di cantare, ma questa è secondo me sempre una forma della bellezza dell'identità, cioè le identità diventano interessanti e attuali nel momento in cui vivono a braccetto con la comunità, nel momento in cui vengono violentemente fermate, allora diventano rappresentazioni. E allora sono cose diciamo più museali, che vanno bene. Noi possiamo anche riprendere una vecchia registrazione, e la facciamo, però raccontiamo che facciamo sul ballo de Bullita, per nominare uno dei nomi, no? Se abbiamo la registrazione, la facciamo in quel modo, perché in quel momento, e lo diciamo anche, stiamo riprendendo quel modo di cantare. Poi ogni cantatore ha il suo modo di cantare e si sviluppa la sua formula di canto, e che è frutto di quello che è la sua esperienza di vita e di esperienza di vita anche all'interno della comunità. Allora io parto da Antonio Maria, dall'esperienza tua di canto, e parto dalla curiosità che insomma in parte conosco. Comunque, quando hai iniziato a cantare e come è nata la tua conoscenza del canto al contratto? Allora, buongiorno a tutti. Il primo canto che abbiamo fatto oggi è una bellissima poesia di Raimondo Pires. È una poesia dedicata all'uraghe. E quindi partiamo dalla storia della Sardegna. E vorrei dedicarla oggi a 3 persone che non ci sono più e che per la Sardegna, insomma, per la cultura sarda hanno speso tantissimo, sia in immagine, sia in conoscenza, e sia soprattutto nel portare questo messaggio della nostra cultura sia all'interno dell'isola sia fuori dall'isola. Queste 3 persone sono Borichetto, Trovo, Paolo Pillonca e Antonio Are di Bolottana, che è un basso adesso, un corpo lataneso che è scomparso un mese fa. Sono 3 persone che sicuramente hanno rappresentato al meglio insomma, la nostra terra dal punto di vista della cultura e soprattutto di queste espressioni del canto a concordo, a contratto, a concerto, come vogliamo chiamarlo, insomma, la forma di polivocalità più antica che la nostra terra abbia. Noi abbiamo cominciato a cantare giovanissimi, per riprendere quello che ha detto Marcello, a Seneghe cantano tutti. Solo in questo breve spazio di 200 metri quadri ci sono 10 persone che cantano a contratto. Per noi seneghesi che li conosciamo è così, magari per altri possono pensare che abbiamo cantato solo in 4, invece ce ne sono altri 6 che cantano e che si è inserite
nel nostro gruppo sono in grado di fare la loro parte, ciascuno per il proprio ruolo, in maniera dignitosa e in maniera anche molto elegante. Quindi questo dimostra proprio quello che dice Marcello, che io dico, ha avuto la fortuna di vivere nella nostra comunità e di conoscerla in fondo, insomma, sotto tutti i suoi aspetti, anche in quelli sociologici che sono meno conosciuti, insomma, i più. Noi abbiamo cominciato a cantare nel retrobottega di un barbiere, proprio qui sul corso. Avevo conoscenza, ho 16 anni, e avevo conoscenza che Riccardo era stato uno dei più grandi cantori della nostra comunità, un pensadore condotto. E quindi, insomma, l'abbiamo intervistato e abbiamo chiesto se fuori dal suo orario di lavoro poteva dedicarci, insomma, qualche ora, insomma, della sua esperienza canora. E lui piano piano, insomma, ci ha preso in simpatia e noi alla fine eravamo che rompiscatole, perché andavamo praticamente quasi tutte le sere. Certo, l'uomo abitava da solo, aveva solo la mamma, quindi non era sposato, poteva anche permettersi di stare, insomma, con dei ragazzi così a parlare di canto, a cantare con noi. Però diciamo che è stata una bellissima esperienza che, insomma, ci ha lasciato un ricordo molto importante. E poi Porricheddu certamente è stato una figura che ci ha introdotto diciamo così, nel canto professionistico per un certo modo, insomma, perché nel 1980 noi abbiamo fatto la nostra prima serata e lui è venuto ad accompagnarci a Tresolages perché era il nostro esordio e quindi giustamente, insomma, voleva farci proprio diciamo così, da padre, ecco, per inserirci, insomma, in questo mondo. Poi abbiamo avuto anche un'esperienza con lui quasi decennale, che andavamo a cantare con due voci che si alternavano, insomma, nell'esposizione del canto, e quindi quel percorso è stato un percorso di maturazione dove sicuramente ho imparato tantissime cose, sia la compostezza, l'impostazione del canto, arricchire un patrimonio di poesie, del patrimonio della lingua dei poeti sardi, che bisogna conoscere, perché non tutte le poesie possono essere cantate, cioè le forme del canto che noi utilizziamo come metrica sono l'endecasillabo e l'ottonario, quindi sono versi specifici che vanno per alcuni tipi di canti e che non possono essere utilizzati per altri. Quindi l'importanza di conoscere sia la poesia, sia la lettura della poesia, la recitazione e la metrica sono fondamentali poi per una buona esecuzione del canto, insomma, una buona riuscita, insomma, di questo. Altra cosa, ho parlato appunto della poesia, della metrica, sicuramente una differenza tra una parte del sospesadore di una volta e oggi è che alcuni dei sospesatori di una volta improvvisavano, cioè, quindi, ed è una delle funzioni belle del canto, no? La capacità di raccontare il paese, perché in alcuni casi era questo, raccontare vicende della comunità e raccontarle in versi e raccontarle, la piazza era il posto, insomma, Radio Paese diventava quello nel momento in cui su Vesador raccontava fatti, anche fatti che a volte non dovevano essere raccontati, però su Vesador era concesso, momenti di divulgazione delle informazioni locali in piazza attraverso su un tratto, in particolare con sul Valle Cantilo. Adesso c'è invece un lavoro diverso del sospesadore, che è proprio un'analisi di testi poetici, una scelta dei testi poetici da cantare. Ecco, tu che hai conosciuto anche, insomma, la vecchia guardia, raccontaci un po' la scelta e come viene scelto un testo da cantare, e magari anche qualche aneddoto, qualche storia invece degli improvvisatori, cioè quelli che veramente coglievano quello che accadeva all'interno della comunità e poi veniva messo in versi e cantato.
Beh, io improvvisatori veri e propri non ne ho conosciuto, perché l'ultimo improvvisatore è stato zio Driagoso, quindi Sebastiano Solinas, che praticamente è l'ultimo che componeva insomma delle canzoni e poi chiaramente le cantava. L'uomo aveva un doppio ruolo perché oltre al canto profano poi si occupava anche delle cose di chiesa, in quanto era sagrestano, e quindi è stato un depositario sicuramente di tutto il patrimonio, anche dei canti della Settimana Santa e altri canti, insomma, delle funzioni religiose e dei canti parareligiosi della nostra comunità. E lui effettivamente era un uomo che componeva le canzoni. Successe che una delle figlie è stata messa incinta, insomma, dal suo fidanzato, e siccome le cose si sapeva in comunità, si pensava che in quel carnevale zio Driagoso non sarebbe andato sicuramente in piazza dei Balli a cantare. Invece zio Driagoso ha composto una canzone con Savizza, che purtroppo io non conosco perché è andata persa. Ho provato anche con i familiari a cercare di recuperare questo testo, che è bellissimo, era bellissimo, però purtroppo non esiste, e quindi andò in piazza a carnevale a cantare, quindi mettere in parodia quello che era successo nella sua famiglia, anche se per quei tempi poteva essere insomma una cosa un pochettino così, perché parliamo del, diciamo così, 1900, prima del 1930, insomma, quindi era una situazione un pochino complicata mettere in piazza che la propria figlia insomma è stata messa in. Poi diciamo qualcuno dice che è servito come apripista per cui raccontare degli altri. Questo sicuramente, perché poi aveva composto una canzone sui soprannomi a Seneghe, anche quelli è andata persa, dove Seneghe, come tanti altri paesi della Sardegna, ha questa tradizione insomma dei soprannomi per famiglie, e quindi lui aveva composto una canzone in ottave per tutti i soprannomi che c'erano a Seneghe. Purtroppo anche questa è andata persa, quindi mi dispiace non poter raccontare delle cose che abbiamo sentito sì dagli anziani, che purtroppo non si ricordano neanche tanti. Poi ci sono stati altri poeti che hanno scritto, però diciamo che tra Sospesadoschi con chi ha prodotto quindi adesso no eventoso in poi compositori non ce n'è stato manco uno, cioè Samudello Bullitta ha cantato qualcosa composto da lui, però poi cantava anche cose composte da altri. Borrichello e Riccardo, insomma, che sono gli altri due anziani che ho conosciuto, hanno sempre cantato canzoni composte insomma da altri, e hanno privilegiato anche molto, oltre ai poeti della comunità, anche poeti classici come Paolo Bossa, Michele Moreno, Peppino Bedei, quindi diciamo che c'è sicuramente un'ampia produzione poetica che è stata utilizzata e che mi auguro si potrà utilizzare anche in futuro. Abbiamo dei giovanissimi che cantano, qui ci sono dei ragazzi che hanno 16 anni, dei quali qualche esordiente è già venuto a cantare con noi, e quindi questo ci dà la speranza che questo canto possa perpetuarsi per molto tempo sulla serie. Poi vediamo anche, parliamo un po' del repertorio, perché vedo che qualche persona non è di Seneghe, non sono tutti di Seneghe, i presenti, magari a volte rischiamo di dare per scontato delle cose perché pensiamo di parlare con persone solo della comunità di Seneghe. Quindi un repertorio largo che passa da Suballeganti, Studiantina, Sottavallista, e un repertorio altri canti profani, più anche un repertorio religioso. Da questo punto di vista c'è stato un attimo per Seneghe di abbandono della parte diciamo più del canto religioso. C'è un perché, come mai invece Sant'Ursurgio ha mantenuto in vita la parte religiosa, un grande repertorio religioso, invece il repertorio profano minimo,
Seneca ha ribaltato la situazione, però sappiamo benissimo che un grande repertorio religioso di canto in lingua latina e in lingua sarda era presente come insomma in tutte le altre comunità. Beh, sicuramente il ruolo fondamentale è nelle comunità dove è rimasta la tradizione del canto religioso, è dovuto alle confraternite. Le confraternite hanno avuto un ruolo molto importante nel mantenimento di questo aspetto, anche se bisogna ricordare che alcuni sacerdoti arrivati in alcune comunità non erano molto d'accordo sull'uso della lingua sarda nelle funzioni religiose, quindi hanno fatto sì che alcuni di questi canti insomma scomparissero in un certo senso. È quello che praticamente è successo a Seneca. Io vado per 61 anni, quindi quando ho cominciato a frequentare anche la chiesa come chierichetto intorno ai 7 anni, praticamente non si cantava più la funzione della settimana santa con i canti tradizionali. Poi quando mi sono occupato di canto ho cominciato a intervistare anziani, donne anziane, perché non bisogna dimenticare che gli uomini sono sempre stati gli esecutori di questi canti, però le donne hanno avuto un ruolo nella chiesa e un'attenzione e un orecchio probabilmente che molti uomini non avevano, e quindi la memoria storica delle comunità passa attraverso queste donne frequentatrici insomma di tutte le funzioni religiose, che hanno un ricordo di queste cose. E sicuramente questi canti a Seneca sono scomparsi subito dopo gli anni 60. Noi abbiamo ripreso con non poche difficoltà intorno al 1994-95 e abbiamo recuperato alcuni canti della tradizione, altri invece erano rimasti perché sono i canti come il Rosario, come il Magnificat, che vengono cantati durante le processioni, e quindi quella è rimasta, diciamo così, come memoria più viva nella comunità. Poi invece abbiamo dovuto lavorare sicuramente per recuperare questi canti che non c'erano più, soprattutto canti gozos per diverse funzioni religiose che vengono cantati durante la settimana santa. Il canto profano invece chiaramente ha avuto anche quello una flessione, perché io ricordo che innanzitutto da bambini, cioè vedere le foto del carnevale di oggi con la piazza piena di bambini a Seneca che circolano in mezzo ai ballerini o durante il martedì grasso per le danze, sicuramente non succedeva negli anni 70, anche se bambini ce n'erano, però diciamo che la piazza non era consentito ai bambini di circolare. Io dico che oggi, anche se a chi segue il ballo in piazza può dar fastidio, però sicuramente vedere i bambini che cominciano ad assaporare insomma, i colori, i passi, i suoni della piazza sia sicuramente un incentivo per assaporare il carnevale, insomma a viverlo e probabilmente sperare che un domani possano diventare i loro attori in piazza. No, riparto proprio da questo punto perché credo sia uno degli aspetti fondamentali nel mantenere il passaggio di competenze, di conoscenze. E lo credo per il canto, ad esempio, perché a Seneca canta ancora veramente tanta gente, perché il canto è praticato in tanti contesti, cioè io ricordo anche spuntini delle compagnie di caccia grossa, cioè occasioni dove si trovano le persone informali, dove 4 persone che sanno cantare a un certo punto cantano e cambiano anche le formazioni durante quella serata. Questo fa sì che poi si canta nella piazza, poi ci sono tanti altri momenti anche informali, dai matrimoni, altre situazioni dove chi sa cantare canta. Questo fa sì che un giovane, un bambino meglio, entra nella normalità del conoscere quel repertorio, cioè quella lingua, quella musica, quel modo di ballare diventa familiare, cioè, e a volte si sa, uno a un certo punto scopre di saper ballare o cantare senza che nessuno praticamente gli abbia mai insegnato, ma solo per imitazione, che è la cosa che fanno tutti i bambini per le altre cose, cioè il bambino impara a parlare non perché fa la scuola di italiano, impara a parlare perché nel suo sviluppo cognitivo va per imitazione e via via apprende quella lingua che sente o le lingue che sente. Idem vale per le comunità vive, quindi questo è un po'
attenzione ai progetti di salvaguardia e la salvaguardia di qualsiasi cosa dipende dalla comunità, non dipende da nessuna legge regionale o nazionale, cioè le cose di una comunità le può portare avanti la comunità, non la legge, cioè è la comunità che trasmette quello che vuole trasmettere. Nel momento in cui la comunità decide che alcune cose non interessano più, quelle cose vengono interrotte, poi o diventano cose folcloristiche e allora bisogna fare le scuole, cioè le scuole per insegnare a ballare, le scuole per insegnare a cantare, le scuole per insegnare il sardo. E se invece la comunità la tiene in esercizio normale, non perché è un obbligo, ma perché è la normalità, cioè è difficile anche fare questo ragionamento perché diventa una cosa, è la normalità e quindi questo viene appreso. È normale che i più giovani delle scuole medie di Seneghe si mettano a cantare a contratto, cioè io, mia moglie, Antonio Maria lo sa, ci siamo incontrati in un'altra manifestazione quest'inverno. Mia moglie 2 anni fa lavorava alla scuola media di Seneghe e un giorno mi manda su WhatsApp un video dei ragazzi della scuola che non mi ricordo se era una gita scolastica o una ricreazione, cantavano su Ballecanti e io invece di entusiasmarmi gli ho detto perché me lo mandi? È normale, sei a Seneghe, perché è normale per me in questa comunità che i ragazzini vadano per imitazione a fare un qualcosa che aspirano, salire sul palco, a cantare Posso Ballo de Varza, cioè è normale, cioè questa è l'aspirazione di una comunità che ha i suoi passaggi, quindi c'è il voler riprendere qualcosa che sanno che per loro è bello fare, è importante fare, e sono ragazzi che ascoltano tutta la musica moderna, non è che sono ragazzi che ascoltano solo la musica del cantacontrato, sono ragazzi che suonano, cantano, ascoltano tutti gli altri generi musicali ed è questa la bellezza dell'identità, cioè, però sono ragazzi di Seneghe che sanno fare anche quello che si fa a Seneghe, oltre a quello che viene proposto dal resto del mondo. E siccome stiamo parlando troppo, parlare di contratto è un po', senza sentirlo, un po' noioso, io vi propongo di fare un altro canto. E beh, dai, io ti non vado avanti, salutiamo, sono uguali, dai. Agusora sulogu vi passato bolaia sarrundine serenas Agusora sulogu S'affozza al teso pure appena si muovi anche in mare acquilato badimbirite bam badimbirite bam badimbirite bam so scappo dreno vedessa era bene bam badimbirite bam badimbirite bam badimbirite passa terra dio la candora, badimbirite, bam, badimbirite, bam, badimbirite, Bam,
si pensa che noi siamo domba, nessuno che si può usare domba, sapore che parla siamo domba, marimbrede, domba, marimbrede, domba, marimbrede, domba, la cosa fuori da sapore stomba, sapore scaria, sapore domba, che come nella sola domba, se poi ne sopra casa zomba, marimbrede, domba, alle la domba, marimbrede, domba, marimbrede, domba, contenta sulla sosta, ponte domba, contenta mare a te pesca, commenta se non venta d'una pesca, quando barre di sole un domba, marimbrede, domba, marimbrede, domba, marimbrede, domba, che gusta su se si nana domba, che ridi a serene donne domba, con mosi dotte da domba, commenta il toro gioca se sentura, marimbrede, domba, marimbrede, domba, marimbrede, la domba. Penso che qualcuno si pensa che va a ballare. Allora è sempre bello sentire ma anche bello vedere il coro a contratto, il coro anche in generale sardi, perché c'è una staticità del gruppo quando canta, ci sono i mobili, cioè la cinesica dei colpi è incredibile, perché ci sono posizioni belle che sono, cioè, secondo me chi canta non lo sa. Che prende quella, non è che è studiata prima che si deve mettere così, è proprio diventa naturale mentre parte il canto, cioè questi colpi che rimangono immobili però con delle posizioni ben precise, e poi c'è una metacomunicazione di sguardi visivi, di sguardi tra i cantanti che è impressionante, cioè perché il corpo rimane fermo ma ci sono gli occhi che sono in continua rotazione, in comunicazione tra le persone, perché tutto il canto ovviamente è guidato da Subesadore che deve essere anche abile in Savesada, perché Savesada deve essere giusta, perché non può essere né alta né bassa, perché se no manda in crisi o Zambesuore o su basso, e quindi ci vuole la capacità di dare la nota. Antonio Maria non ha usato il diapason per darsi la nota come la maggior parte dei cantori, cioè si va diciamo senza rete, ma poi lì è l'esperienza e l'abilità di beccare sul canto, e allo stesso tempo la capacità di capire se il tutto funziona è proprio questa veloce comunicazione tra gli sguardi, se il canto va o se deve essere aggiustato, non interrotto. Aggiustato produrre bene per una tonalità che vada, una nota che vada bene per tutti quanti da cantare, quindi con 4 parti diverse, ognuno con un ruolo ben preciso. Quindi Subesadore è l'autista che dà la strada, però poi abbiamo basso e contra che sono diciamo quelli che danno la ritmica, no? Che deve essere fondamentale. Tutto il canto poi su Balleganti lo è, cioè è il martello che fa poi fa ballare anche i ballerini, quindi basso e contra. E poi c'è il rifinitore che è Zambesaore, che è proprio quella che va più su e che ha il compito di chiudere il quartetto anche con delle rifiniture e degli abbellimenti, perché Zambesaore è quella che si può permettere di fare delle variazioni e delle florizzo, noi diciamo, insomma, dei melismi particolari per chiudere e abbellire il canto. Quindi insomma è la competenza. Vuoi aggiungere qualche cosa? E poi apriamo la chiacchierata con gli altri. Che la domanda più frequente quando si va a cantare, chi non conosce questo tipo di canto, è: perché cantate in cerchio? Perché cantate in cerchio e soprattutto perché avete quella posizione? La posizione del cerchio credo che sia una cosa che rimanda a molti segni della storia della Sardegna. Il nuraghe circolare, le capanne del Neolitico erano circolari, i pozzi sacri sono circolari. Credo che questo segno del cerchio accompagna molta parte insomma, della nostra cultura, e anche nel canto. Cantare in maniera circolare ti dà la possibilità di vedere il tuo interlocutore diretto, anche se noi non abbiamo l'apertura diciamo così visiva degli uccelli, però chiaramente
a 100 a 160 gradi, insomma, vediamo. E quindi giustamente Marcello dice, effettivamente guardare gli sguardi che si incrociano tra i cantori è una cosa che chi non la fa con attenzione non la può neanche percepire. E giustamente il ruolo del subasatore è quello di capire già dall'ingresso della prima tonalità che espone il ritorno di voce dei compagni, perché chiaramente il canto in armonia se le voci sono equilibrate e non c'è una che sale sopra l'altra, quindi questo è molto importante per capire la tonalità che fa, diciamo così, abbellire o apprezzare il canto. Poi c'è un diverso tipo di esecuzione, una è quella di oggi, che è in una piazza per degli ascoltatori, e uno è il ballo che uno esegue invece in piazza dei balli a Seneca, che è una cosa completamente diversa. Forse una delle prime cose che mi ha insegnato Riccardo e Borichello è quella che quando tu hai un gruppo di danzatori e quindi esegui un ballo elegante e vedi che c'è della gente che non balla bene, insomma, o che non è molto capace, anche il tuo canto è un pochino sottotono. Quando invece il ballo vede dei ballerini che interpretano al meglio il nostro ballo e quindi lo ballano in una certa maniera, anche su un tratto, è costretto a ballare con una certa, a suonare, cioè a cantare con una certa ritmica, e diciamo così è uno scambio che non lo vede chiaramente però chi balla sa che ascoltando quella musica, quel ritmo, balla con un incedere sempre molto più convinto e molto più allegro, e si diverte anche di più, anche se il ballo di Seneca, come tutti i balli sardi, io dico, sono i balli seri e non ci dovrebbe essere né vociare né schiamazzi in altre cose, perché il contesto della piazza secondo me è un contesto sacro. Questo lo dice anche uno dei maestri di Marcello, Antonio Maria Cilesio, che osservando i primi danzatori sardi in Sardegna, insomma, prima degli anni 60, praticamente si rende conto che effettivamente queste danze hanno una sacralità che lui non ha, diciamo così, visto da altre parti in altre regioni italiane, quindi questo è un altro aspetto molto importante. Questo della comunicazione anche tra chi produce la musica da ballo e i ballerini è fondamentale, cioè se voi sentite non solo i cantori ma anche i suonatori di organetto, di fisarmonica, e dicono sempre che per fare dei buoni balli in piazza ci vogliono dei buoni ballerini e che i suonatori hanno necessità di ballerini se un minighetto mette di Borole, una volta che mi intervistato mi ha detto devo fare sul ballo un pizzo di due o tre ballerini, devo suonare poi e il riso si indacata cagando mi comincia a intendere il suo suono, mi va in movimento dei veschi, mi va in suonare di brusio. Allora, questa comunicazione tra chi balla e chi suona, chi produce la musica è fondamentale per la buona riuscita, per la qualità di un ballo, ovviamente. Tu lo stavi già accennando, poi l'ultima cosa chiediamo alle persone che partecipano a questa chiacchierata. La differenza, insomma, tu hai un'esperienza lunghissima di cantare per la comunità ma anche del cantare fuori, all'esterno, quindi un contesto completamente diverso da quello che è il contesto della comunità che ha fatto nascere questo modo di cantare. Non dico le sensazioni perché è difficile, però cambia un qualcosa nel rapporto del fare il canto tra il cantare per la comunità e il cantare invece fuori. Ma non cambia molto perché tu dai e ricevi sempre da persone diverse. Noi 3 giorni fa siamo andati in una struttura turistica per cantare per un gruppo di 8 americani. Poi a cena c'erano anche altre persone, in tutto ci sono state 25 persone. In questa sala c'erano 3 ragazze dai 18 ai 24 anni che hanno guardato il telefonino e schiamazzato per tutta l'ora che noi eravamo lì, tanto che un capofamiglia, 2 bambini di 6 e 7 anni, 6-8 anni forse,
erano in silenzio sulla sedia e ascoltavano i nostri canti con attenzione. Queste 3 ragazze non sono state in silenzio un minuto, tanto che questo signore si è alzato e molto cortesemente, delicatamente ha detto: ragazzi, abbiate pazienza, guardate che queste persone sono venute qui per farci conoscere le loro tradizioni, la loro cultura, non è il caso, potete parlare un po' a bassa voce. E quando abbiamo finito di cantare poi è uscita una signora che credo fosse tedesca. Ci ha detto: io sono una metallara, ascolto solo musica rock, però voi oggi mi avete trasmesso un'emozione che io non avevo mai provato. Quindi il dare e il ricevere ogni volta che canti per persone diverse è anche questo, perché hai delle esperienze. Ricordo una volta c'è stato un chirurgo portoricano che è uno dei più grandi chirurghi di trapianto di fegato. Lui si è seduto con noi quando abbiamo finito di cantare e si è messo a piangere mentre cantavamo. Io sono rimasto così, insomma, l'uomo sembrava un uomo tutto d'un pezzo. Poi dice: voi con le vostre melodie mi avete fatto ricordare i canti che mia nonna mi cantava di canti. Il bello di queste esperienze ce ne sono anche queste cose, perché tu risvegli delle emozioni che sono nascoste e che sono inespresse e che mai potresti pensare che in quei contesti quelle persone potrebbero esprimere. Invece questo è il modo migliore. Credo che Antonio Maria ha esattamente spiegato qual è la potenza di un canto, di qualcosa che riesce a creare sia per la comunità locale o per chi lo ascolta da qualsiasi parte del mondo delle emozioni. Cioè la questione quella non è una cosa fredda, si crea una comunicazione. Poi ovvio che per un seneghese, se sente un contratto, ha delle emozioni di un certo tipo, perché apre mondi incredibili che per uno che non è di Senegal non può aprire, apre altri mondi per uno non di Senegal, quindi ci sono delle emozioni, ma richiama altre esperienze. Però la potenza veramente della musica, in questo caso della musica, del cantacontrato, è quella di riuscire ad emozionare chi l'ascolta, e quindi quando fa questo vuol dire che ha raggiunto appieno l'obiettivo della sua funzione. E io direi, se ci sono interventi, domande, curiosità, apriamo una chiacchierata assieme, perché insomma, come diceva Antonio Maria, nella nostra piccola piazza ci sono tante persone che hanno grandi esperienze di canto, o perché l'hanno studiato o perché lo praticano, o perché l'hanno ascoltato e hanno ballato su quel canto. Quindi, insomma. No, ma non dovete fare, no, abbiamo ancora un quarto d'ora volendo, almeno Luca mi ha dato 10 minuti, un quarto d'ora. Non altre relazioni, un piccolo intervento, quindi se qualcuno ha qualche altra domanda, se no ci blocchiamo. Domanda o intervento, ripeto. Perché abbiamo giusto sfiorato il mondo del cantacontrato, perché ripeto, entrare nel mondo del cantacontrato vuol dire entrare nella società di Senegal. Nella storia, quindi dai vecchi cantori, quelli che alcuni sono stati nominati, altri non li abbiamo nominati, perché insomma non è capitato nel discorso, ma c'è una lunga serie di nomi che hanno tenuto alto questa tradizione. Se non ci sono interventi ci stoppiamo, vi lasciamo ai tanti appuntamenti del Capodanno, che sono tanti. Io ringrazio Antonio Maria, insomma, ogni tanto ci capita anche fuori, questo magari non l'abbiamo detto, ci capita, altre volte ci è capitato di essere assieme per parlare in altre comunità, quindi non a Senegal, ma in altre comunità dove sono curiosi di sentire del canto a contratto, non solo il canto, ma anche un po' tecniche, storie, repertori.
quindi un ultimo l'abbiamo fatto forse a Villa Urbana quest'inverno, è stato molto bello perché c'erano anche i giovanissimi di Sene che stanno cantando, è stato un bel confronto tra, diciamo, la vecchia guardia e la nuova guardia, è stata una serata bella, insomma, mi ha fatto piacere essere presente. Ringrazio voi della pazienza di avermi soprattutto ascoltato, a tre volte e buon Capodanno.